Ponzio era un intellettuale, che cos'altro poteva fare? Credeva nella democrazia e chiese al popolo di valutare se volere un Dio in terra o salvare un delinquente. Pensava ma com'è giusto far decidere alla gente, ma il popolo messo alle strette quando sceglie male. Il popolo ama Barabba, non ha peccati da farsi lavare. Chi invece prese il sapone fu Pilato l'intellettuale. Non si può nulla contro l'ignoranza, ma l'igiene si può salvare. Il popolo è un bambino, ascolta canzonette, si sfoga allo stadio in un mondo di tette. Il popolo è un bambino, bravo e spensierato, che si lava le mani, pulito e profumato. Il popolo lava le mani e Barabba fa carriera. Contro i morti sul lavoro ti lavi i denti mattina e sera. Una doccia tra la schiuma contro il crimine organizzato, contro l'acqua che sta finendo, usa il metodo Ponzio Pilato. Il popolo è un bambino, ascolta canzonette, si sfoga allo stadio in un mondo di tette. Il popolo è un bambino, bravo e spensierato, che si lava le mani, pulito e profumato. Il popolo è un bambino, la democrazia non fa per lui. Se c'è qualcosa che lo affligge, pensi all'igiene. Il governo fa una legge che sfascia la scuola pubblica, usi il metodo Ponzio Pilato, si lavi i denti, usi il colluttorio, passi il filo interdentale. La scuola andrà a rovina, ma il tartaro sarà sconfitto. In Francia ci hanno provato, hanno fatto rivoluzione, ma in bagno non hanno usanza della più intima abluzione. Invece noi d'italico aspetto, meno propensi a protestare, usiamo lavarci il culo come gomma da cancellare. Il popolo è un bambino, ascolta canzonette, si sfoga allo stadio in un mondo di tette. Il popolo è un bambino, bravo e spensierato, che si lava le mani, pulito e profumato.